L'emergenza più grave si sta proprio rivelando quella per le nostre imprese. Ero in visita a 4 realtà fortemente spinte verso l'estero, che vivono di grandi commesse e di grandi relazioni con i paesi stranieri, e si sta evidenziando un fatto che è anche paradossale, cioè che noi, che siamo il posto più sicuro al mondo, con la sanità migliore, dove certifichiamo tutto, ci viene impedito di spedire macchinari o di mandare tecnici a montare, come è accaduto in qualche azienda importantissima, leader di settore nel mondo, di mandare i propri tecnici a montare la macchina o a fare manutenzione. Si sta anche evidenziando che presenze che erano già previste in un calendario di rapporti con i propri agenti o con i propri clienti qui in Veneto si rimandi a data da destinarsi. Ecco, questo impatto economico si fa fatica oggi a quantificarlo, ma è l'emergenza vera, è quella su cui dobbiamo profondere tutti i nostri sforzi. In primis il fatto che noi si sia immediatamente a disposizione del nostro sistema imprenditoriale. Dobbiamo chiedere al governo di lavorare con le banche per sospendere i mutui e le rateizzazioni, perché se si finisce in una centrale rischi questo è un problema. Bisogna sostenere le spese che sono state già sostenute di fiere che poi sono state rimandate. Bisogna fare in modo che la politica estera dell'Italia dica al mondo quanto siamo sicuri. Non è solo il Veneto che può farlo, lo deve fare soprattutto il governo nazionale.